Cucù! Quando mi dite la frolla si rompe, voglio, se seguite le mie ricette, la frolla non si rompe. Oggi facciamo la pastiera. Se volete fare tutta la ricetta completa, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Questa qua è la base frolla e ve l'ho fatta vedere. Tutte queste iondelle che vi rimangono, tutti questi pezzi, vedete? Conservateli perché dopo dobbiamo fare le 7 strisce. Guardate che sistemazione, un pezzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono le strisce che si mettono sulla pastiera. Dopo vi svelerò perché si mettono 7 strisce. Gli ingredienti per la pastiera: con questa dose escono 2 pastiere da circa 1 kg l'una. Mezzo chilo di grano, 100 g di burro, 100 ml di latte e li fate sciogliere. Mezzo chilo di ricotta, 5 uova, mezzo chilo di zucchero, una fialetta, aroma di millefiori, vanillina e questa è la mia emulsione di arance. Io sto sciogliendo il grano con il burro e il latte, lo sto facendo cuocere finché non si addensa. Dopo lo frullo, mi piace che bene una crema di pastiera. Mezzo chilo di zucchero, 250, lo mettiamo nella ricotta e 250 nelle uova. Ecco qua, adesso ricotta e zucchero e formiamo una bella crema. Adesso uniamo un cucchiaino di emulsione di arancia oppure un'arancia grattugiata. A tutto il mesca francesca di ricotta ci unite le uova. E mo faccio un mesca francesco, vedete? Questo non è una pastiera, è un biscuito di porcellana, è una delizia. Ecco qua, sto frullando il grano perché mi piace molto che il grano si frulla, che diventa una bella crema. Ecco qua, adesso prendete una ciotola più grande e arrovagateci tutto il mesca francesca che abbiamo fatto. Adesso unisco il grano che ho frullato prima. E vieni, metti l'occhio in tasti ruote, vieni. La crema, Sbacchettiatela un po', sbattitela un po'. Queste qua sono tutte le ionde, tutti i pezzetti che mi erano avanzati prima. Li stendiamo e facciamo le 7 strisce di partenope. Partenope si innamorò in un marinaro, o cantava "Occhi innamorato". Il marinaio, per ringraziare Partenope della sua bella canzone e della sua bella voce, insieme al popolo napoletano, gli regalarono in dono tutti gli ingredienti per fare la pastiera. 7 ingredienti: grano, uova, farina, zucchero, canditi, ricotta e fiori d'arancio. Ecco qua le 7 strisce. Adesso le mettiamo in forno a 170 gradi per una cinquantina di minuti, ogni tanto diatela da noi. E mi raccomando, quando sfornate la pastiera, aspettate qualche ora per mangiarvela. Io nel frattempo vi piglio un bello caffè e vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo a tutti quanti. E se facete sta ricetta, scrivete a me nei commenti.